Non meno di 350 persone, tra giocatori, sostenitori, sponsor e genitori, si sono radunati ieri sera presso le strutture del Parco Livenza di San Stino. Un colpo d'occhio di tutto rispetto che ha evidenziato quali possano essere le potenzialità dell'universo nerazzurro, una volta che passo dopo passo sarà portato a pieno regime dal presidente Renzo Corvezzo. Una serata ideale anche per presentare le nuove maglie della prima squadra, con il logo recentemente ristilizzato per comprendere tutti i colori vestiti dal calcio iuliense nei quasi 70 anni di storia. Una nuova casacca dove fa sfoggio il main sponsor Telegroup, una multinazionale con sede a Modena, e con il club concordiese ha stipulato un accordo triennale. Telegroup si occupa di energie alternative, ma andiamo a conoscerla direttamente grazie ad un servizio andato in onda sul TG1 della RAI. Biodiesel dalle alghe, la prima azienda in Italia con capitali russi, si trova a Modena e a breve inizierà la produzione industriale. Abbiamo sviluppato un'alga nuova che si sviluppa di giorno con la fotosintesi e la CO2, e invece di sera viene alimentata con dei sottoprodotti di scarto quali la barbabietola o gli scarti del vino, la pollina. In circa 3 giorni cresce e si riempie di lipidi. Questi lipidi vengono estratti come se fosse l'olio d'oliva, viene spremuto, l'olio viene fuori e poi si può trasformare in biodiesel. Nel laboratorio lavorano anche ricercatori dell'Università di Modena e Reggio Emilia, si cercano i ceppi algali più idonei per l'arricchimento e la crescita. È tutto sotto brevetto e nei prossimi anni produrremo molti brevetti anche per ciascun ceppo algale che stiamo producendo. Test di laboratorio dimostrano che il biodiesel prodotto dalle alghe brevettate finora ha un miglior rendimento per la maggior presenza di ossigeno e permette l'abbattimento fino al 50% delle micropolveri da combustione. La normativa europea prevede che la parte di biodiesel contenuta nel combustibile sia del 2,5%, con la possibilità di salire fino al 20% entro il 2020. Il mercato è potenzialmente enorme e già oggi solo in Italia tocca i 2 miliardi di euro. Questi sono i veri fotobieratori in scala reale, quelli che abbiamo visto in laboratorio. Qui hanno le dimensioni reali, ce ne saranno circa 600 e conterranno circa 3 milioni di litri d'acqua. Produrranno circa 3.000-3.500 tonnellate di olio.